Blindo Studios presenta. Sai quelli che al telefono. Pronto? No, è solo per un deficiente, non per un maniero sessuale. No, ma io guardi, ho fatto una cacata, guardi. Signora, grazie. Grazie. Grazie veramente. Mentre parlavo mi ascoltava la signora. Va bene, andiamo avanti. Ma che lo so. Cioè, uno ne ha bisogno. Cioè io non voglio, no, mi sentivo solo, capito? Scusa, che ho fatto? Ma che sto facendo? Sto facendo dei numeri che non stanno né in cielo né in terra. Ecco, vabbè, ora stanno in cielo e in terra e in ogni luogo. Sì, come no? Però, nello stesso tempo, ecco, mi sembrava, cioè, ho pensato un po' su voi poi. Sì, prepariamoci perché, sì, mi siedo, ecco, però il momento... Pronto? Che c'è? Che è successo? Signora? Che c'è? Grazie signora, ho cacato, come sto bene ora. Mamma riammazzato. Grazie signora, grazie, sto proprio bene. Questa sarà anche leggermente, come si può dire, allarmata, era allarmata. Vabbè, andiamo da un'altra persona. Sì, perché poi si risolve in poco tempo, no? Dai, per forza. Magari qualcuno pensa, chissà che mi sentissi male, primo, oppure che facessi una cosa sconcia, secondo. Una cacata, non lo so, forse non ci pensano subito. Però insomma io devo dire che mi aiutano molto, sì. Sono stitico, almeno ne sono dato, sono stitico. Sì, nananina, non c'è, questo non c'è. Se la risparmia. La risparmio anch'io. Per la verità, insomma, sì, perché poi alla fine mi disidrato, cioè non c'ho più nulla. Sì, perché c'è da fare. Sì. Sentiamo adesso. Anche qui? Come? Anche qui? Anche qui? Ma io mi domando, andiamo a questa. Vabbè, d'accordo. 2 sì e 2 no mi sembra. Vabbè. Cenno, non cenno, io trattengo fino a che risponde qualcuno. Sì. Sono cose estive, dai, estive. Pronto? Sì, pronto? Sì? Grazie signora. Pronto? Ma scusa, cosa ha capito? Cosa avrà capito questa qui? La ringrazio, perché scusa, la ringrazio. La richiamo anche. Pronto? Signora, la devo ringraziare. Guardi, ero stitico, ho sentito la sua voce. Va riammazzato, va. Ma Disgraziato. anche lei me lo dice. Ma tutti mi dicono la stessa cosa. Sì, però bello pulito, cioè nel senso voto, ecco. Ma io mi domando e dico a volte queste persone perché uno dovrebbe andare a morire ammazzato, perché ha avuto, poi è così gentile quest'uomo, ringrazia pure, ma che lo so, che continua a chiamarmi, io lo spengo. Vabbè, d'accordo. Pronto? Signora? Sì? Buongiorno. Gentilissima, grazie signora, ero stitico, sa? Anche a questa bisogna spiegare un po' la situazione, no? Ma aspetta. Pronto? Signora, no, la volevo ringraziare perché io ero stitico, ho sentito la sua voce, guardi, sono andato di corpo immediatamente. Vado a fare in culo. Sì, già fatto.
questa non mi riammazza, questa vado a fare un minculo, disse il Pitti a Granduca, vero? Sì, vabbè. Che si va? Da questo lì. Aspetta, questo, andiamo da questo. Sì. Non hanno una bella reazione però, non so perché mi trattino male così, quando io ringrazio addirittura, sono grato, sono o non sono grato? Io non lo so. Oh, questo è occupato. È occupato. Vabbè, d'accordo, ho capito. Sì, si va da un altro ancora. Figura. Ce n'è uno e via, vero? Sì, questo è l'uomo avevo io. Oddio, ho sbagliato il numero, ma in fondo chi se ne frega. Basta, risponde a qualcuno. No, non risponde. Ho sbagliato una cifra. Vedi, già subito. Vabbè, facciamolo giusto allora, facciamolo giusto. In fondo non ci interessano nomi né niente. Chi gli è. Vero? Chi gli è. Basta che risponda. E sono tutte donne poi, tra l'altro. Questo. Su, niente? Oh mio Dio, niente? Va bene, accettiamo ciò che la sorte ci dà, ecco, in cambio di che? Della vita che viviamo. Che ho detto? Va bene, sì, va bene, ragazzi? No, non siamo in Veneto. Una cacata è internazionale, però secondo me, guarda, è una delle cose che uniscono il mondo. Sì, quello è uguale per tutti. Io credo proprio di sì. Sì, direi proprio. Vedrai che... Vabbè, ho capito, anche qui non c'è nessuno, insomma, lo so. Sì, ci sono alcune cose che ci uniscono. Per esempio il mangiare, e non è uguale da tutte le parti, ognuno ha i suoi piatti, vai in una nazione e vedi che mangiano in modo diverso da te, eccetera. Però, pronto? Chi è? Signora, buongiorno, senta, aspetti un attimo. Grazie signora, grazie. Pronto? Chi è? La ringrazio signora, ero stitico, ma l'ho fatta tutta ora. È un bel cretino. No, ora sto bene. Tutte hanno una buona parola per me, un bel cretino, hai capito? Ma come? Via, si va da un'altra persona. Sì, c'è. Vediamo che reazioni hanno, molto rapidamente, un sacco di reazioni. Più ne facciamo e più ne abbiamo, vero? Sì. Vendilo, più persone entrano, più animali si vedono, dicevano una volta. Dai, su, forza, dai, su, forza, dai, forza, su. Ecco, sì. Pronto? Pronto? Chi cerca? Buongiorno, Fortunata, è lei? Chi è lei? Senta, no, io un attimo solo, mi hanno dato il suo numero per... Grazie signora, Chi cerca? No, lei è Fortunata signora. Ma chi cerca lei? Fortunata? Che vuole da me? Ho già fatto signora, ero stitico e sentendola, guardi, ho avuto subito una deiezione, sa? Insomma ho cacato, ha capito? Ho capito. Ecco, io la ringrazio perché mi hanno detto telefona Fortunata perché lei subito appena senti la voce ti viene. Lei signora è meglio del confetto Falqui, è meglio del Guttalax signora. Grazie. Complimenti, grazie. Posso dare il suo numero a qualche altro amico stitico che ho? Oddio. Lei è una benefattrice dell'umanità. Va bene. A 3 settimane è un cacao. Si rende conto, signora? Invece ho sentito lei, subito mi si è allargato il cuore. Ecco, diciamo. Sono contento. Lei che dice? È contenta? Ora io, sì. Sì, ora do il numero anche ad altri amici, sono diversi stitici. Lei risponda tranquillamente, non dica 2 o 3 parole, vedrà che subito Sì, è meglio una supposta di glicerina. Buongiorno. Grazie. Vedi questa poverina? Tranquillamente ha accettato il suo ruolo, ha trovato un ruolo nel mondo. Il suo ruolo nel mondo è quello di
far cacare. E non è una cosa da poco, credetemi, avenne, a Enne in casa, a Enne. No, uno magari c'è un piccolo blocco, se stai qualche giorno, io poi se sto un giorno già mi basta, mi dà fastidio, 2 poi, se capita, quelle rare volte, ecco, quindi, insomma, io non ne avrei bisogno, ecco, però all'occorrenza, tu vai dalla fortunata, oppure, che so, ho trovato una che ha un nome, guarda, c'ha pure il nome buffo, non so se farò cacare il mio pappagallo, Sì, perché si chiama Loreta. Loreta. Sì, fa cacare il pappagallo, c'è il pappagallo stitico. Sì, c'è il pappagallo stitico. Sempre che Loreta sia in casa, sui Trespolo. No, sì, signora Loreta? Sì. Ah, buongiorno, senta, le passo il mio pappagallo, è un po' stitico. Ascolta Loreta, ascolta. Signora? Dica qualcosa al pappagallo. Un cajo. Dica qualcosa al pappagallo, signora. Dico, ma che è matto lei? Signora, quanta n'ha fatta! Grazie signora! Ha cacato moltissimo il mio pappagallo Loreto. Grazie signora Loreta. Pronto? No, Loreto, che intenzioni c'hai con questa signora? La voglio trombare. No, dai, no. Perché si chiama Loreta? Via. Già, madonna. Ma mi tocca pure a me però. Non c'ho mica le mani io. Ah, capito. Hai ragione. Meno male, sento anche la cara il pappagallo. Cosa utile perché i pappagalli poi diventano nervosi. Anche loro. No, è una cosa piacevole, sì. Vabbè, andiamo. Sì, vediamo. Sì, abbiamo ancora. Loreta, ragazzi, Loreta. È bello Loreta. Non so se sia un bel nome, ma subito pensa alla pappagalla, Loreta. E anche il pappagallo pensa alla pappagalla, capito? Si arrapa. Già, ora si è svuotato, capito? Vai, ora non c'è più bisogno di te. Sono di merda. No, non c'ho, vai di là. Sono arrivato e buoio. Va bene, d'accordo. Sa queste parole, c'è poco da fare. Qui c'è nessuno sembra, Sì, me le dice anche a me, se me le dice, di nulla ero lì. Chi? Loreto? Sì. Dunque, facciamo quest'altro numero, vero? Vediamo se queste signore, ma non ha risposto mai un uomo ancora, mai. Never on Sunday, mai di domenica. Ma che c'entra domenica e lunedì oggi? Davvero? Beh, io spero che qui, e invece anche qui sembra che nessuno risponda. Va bene, non importa, ma figurati, io sono dito lesto, sì, dito anche onesto se vogliamo. Ecco, sì, quando arriva la linea, che a volte ritarda quel tantino che ti fa dubitare, persino di te stesso e del tuo dito. Dunque va bene, sì, va bene. Sì. Ce n'ho ancora un pochino. Dai. Secondo te rimane un pochino, insomma, è mia tutta, a volte non tutta assieme. Lo so, non lasciare ancora un pochino. No, le segreterie non mi fanno diventare ancora più stitico, mi dispiace. No, mi fa perdere tempo, dai, che si avvicina il momento della chiusura della prima parte del sondazzo. Ecco fatto. Spiacenti, il numero... Siamo spiacenti anche noi, va bene? D'accordo? Guarda, non c'ho più visto tempo. Fammi fare sto numero così, se ne fa una rapida, casomai, mi vede proprio volanti, volanti, cacate volanti non mi ha sentito dire, ma insomma comunque, sì, no, magari uno si butta dal paracadute e c'ha paura, se la fa addosso, per dire, più volante di quella, sì, no, vedo che anche qui non rispondono,
Risponde. No, ma non risponde. Non vuol dire rispondere, non vuol dire rispondere. Non risponde. No, non c'è più. Ecco, non c'è più tempo. Già finito. È finito. È finito. Ma sentire? È finito? È finito. Ma non è finito. 30, 29. Sì, è 29. 28, Sì, 27. all'ultimo dell'anno. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Sì? Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno. Sono Toro Seduto. Chi è? Aug, pronto? Chi è che parla? Sono della tribù dei Sioux, piedi neri e dasi caccolosi. Pronto? Uno dice pronto, e io dico pronto, divento tribù anch'io. Richiamiamo la signora perché io poi ho una cosa importante da dirle, non so cosa, proprio non ho idea, ma insomma, la si richiama sì, io non lo so. Non si rende conto la gente di parlare in un certo modo. Vorrei parlare con Rodolfo, per favore. Ma chi è lei? Toro Seduto, gliel'ho detto, no? Come? Toro Seduto. Ora seduto, chi sarebbe? Io non so. Sono una persona che vuol parlare con Rodolfo. Toro Seduto, me lo può passare, per Non favore? c'è, ma fra poco ritorno. Mo fra poco ritorna. Sì. Senta, lei conosce Buffalo Bill? No, Wild Bill Hitchcock? no. Oppure lei conosce per caso William Bonney, cioè Billy the Kid? No, guarda. Pat Garrett? Guarda queste cose proprio. Eccolo, va, arriva. Geronimo? Ecco, arriva, Oh, vede meno poi, male. io non capisco. Sì. Chi è? Pronto? 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 Rodolfo? Sì, Buongiorno. buongiorno. Io telefono per via del totem. Cotema? Il totem? Com'è? Che Cotema che è? Cotema? Eh. Cotema. Cotema. Non è, sembra roba da mangiare. A coteca. No, totem ho detto, totem. Perché dovete stravolgere tutte le parole? Perché? Sì, ma che cazzo di tribù siete? Io non lo so. Sì, ma che Navajo? Ma che cos'è? Apache? Pronto? Pronto? Allora, telefono per il totem. Cotema, sì. Sì, ma che roba è? ma voi parlate un'altra lingua, cari signori. Ho detto il totem. Ha capito cosa ho detto? Sì. Cosa ho detto? Non lo so. Lo so che non lo sai. Ma come? Ma hai letto Tex Willer? No, almeno per dire. No, il piccolo sceriffo, nulla. Allora, Rodolfo, Sì. ora deve essere impiantato questo totem, quindi quando possiamo venire per fare questa installazione, insomma. No, non mi serve. No, non è una questione se serve o no, è come il contatore dell'acqua o della luce, è una cosa che deve essere messa per forza, capito? No, è una cosa, è importante, è gratuita. Gratuita? Ah, beh, questo è molto importante. Ma dove ti metti? Dunque, questo lo dovresti scegliere tu, ho detto tu, cioè tu devi scegliere dove metterlo, in quale stanza, in quale punto della casa. Com'è la casa? La casa è il corridoio. Sì? Corridoio? Corridoio e poi c'è sta cucina, il sgabuzzino, camera e cucina, cose, bagno, tutto. Allora, corridoio, cucina, sgabuzzino, camera e bagno. Sala da pranzo. C'è una sala anche. Ecco, tu devi decidere dove vuoi mettere il totem. Dove lo vuoi mettere? Ho capito, ma che ne so io, ma non sono esperto a queste cose, oh. Dove può essere meglio piazzato? Noi veniamo e si vede, per esempio, in mezzo alla sala, ecco, in mezzo alla sala. Ma quanto ingombra? Quanto ingombra? No, è tutto per lungo, cioè parte da terra e arriva quasi al soffitto.
quasi, eh. Sì. Quindi è come è presente un palo, no? Però molto più totem, capito? Sai cos'è un totem? Ma a chi lo Che io credo che cioè, tu ci debba poter girare intorno, perché se non ci puoi girare intorno, a che serve il totem, no? Ti do anche tutto il corredo, il tomahawk, io ho il tomahawk, poi ti do il calumet, sì, tutto, ti do tutto, Il TP, naturalmente, anche un bel TP, c'è anche il TP. Ma poi perché serve questo? Per la vostra tribù. Per la tribù. Per la TV? Sì, certo. Ma come tu per l'acqua? Per la TV. No, non ho detto per l'acqua, quello era, come dire, era un paragone, come il contatore dell'acqua o della luce, ci vuole, questa cosa deve essere installata, capito? Quindi, essendo per la tribù, come hai capito benissimo, vero? Capito TV? Quindi praticamente ti serve, poi ti do il tomahawk, il TP e il calumet, ecco. Ma sì, ma... sai cos'è il TP? Sai cos'è il TP? No, ma io... Si scrive TP. È quella cosa conica, quella cosa conica, no? Molto grande, ci puoi anche entrare dentro. Anzi, ci devi. Mentre il calumet è una cosa tipo pipa, capito? Tipo pipa. Il tomahawk, invece, che potrai sotterrare o dissotterrare, perché avremo la possibilità, quando ce l'hai con qualcuno lo tiri fuori, quando sei in pace con tutti lo sotterri, ecco, quando litighi con tua moglie lo tiri fuori. Il tomahawk è come un'ascia, è tipo ascia, presente un'ascia? Accetta, sì. Accetta, bravo, vedo che accetti. Allora, senti, veniamo oggi alle 17:30, vediamo di installare tutto, tanto non paghi nulla, è tutto gratis, perché, insomma, la tribù ha bisogno, anche la tua tribù ha bisogno. No, guarda, non lo faccio io. Come lo faccio io? A che piano stai, Rodolfo? No, niente. Rodolfo, a che piano stai? A che piano stai? No. A che piano abiti? No, sotto, piano terra. Meglio, molto meglio. Guarda, i totem a piano terra si possono ficcare anche più profondamente, così staranno più saldi, no? E poi naturalmente ti insegniamo anche la danza. Giusto? No, basta, no. Il totem sarà bellissimo. No, non lo voglio. Non lo voglio. Lo devi volere. Io te lo porto, te lo infilo fino in fondo, non ti preoccupare, il totem è tuo. No. È già tuo, Rodolfo, è già tuo, è già tuo. E poi per la tribù, voglio dire, è importante, no? No, basta. Tu cosa fai per la tua tribù? No, niente. Fai niente? Non mi serve. Non sei abbonato? No. Sei abbonato? No. Sei abbonato? No. Non sei abbonato? No. Alla tribù? Non è. Non è? Non è. Ma questo non va mica bene, sai? È una legge, abbonamento, il canone, c'hai il canone? Il canone sì. Lo paghi? Lo pago sì, lo pago. Il canone alla tribù, certo. Senti, il tomahawk, il calumet, tu fumi? No. Non fumi? No. Fumi o non fumi? No, non fumo. Non fumi, vabbè, ma la pipa ogni tanto, No, senti. Qualche pipa te la fai fare? Rodolfo? Oh, dimmi, guarda, Come va a pipe? Non lo voglio. No, ma te lo do, te lo porto, te lo metto, te lo infilo, stai tranquillo. Rodolfo? Oh, mamma, ragazzi. Era con le spalle al muro. Non lo voglio. Povero Rodolfo. Però mi piacerebbe ricavarlo, sì. Tribù ha capito TV. Il totem ha detto Cotema. E più volte il Cotema. No? Sì, pronto, signora? Dimmi. Sì, senti, signora, stavo parlando con Rodolfo, no? Appunto, per via del Cotema, appunto, e la Guarda, TV. non ci serve a niente. Ma il Cotema non ci serve a niente. Sentiamo. Che dici? Avuto. Ma tutte vere, niente, continuiamo tutte le cose. Niente. Cotema. Chi è che fischia? C'è anche l'uccello allora. Fa. Stanno borbottando. Rompe coglione a me. Ma come? Un bel Cotema in mezzo alla stanza. Ma c'è attenti e botte. Oi.
Dai, basta, lasciamoli stare, stanno discutendo sul fatto, insomma. Ma avete sentito? Io non sbagliavo, attribuendo loro, come dire, il valore di tribù, perché più o meno non siamo molto distanti, siamo molto, no, non molto direi. Beh, andiamo, che è successo? Ah, no, scusa. Andiamo da qualche altra parte, sì, no, perché avevo alzato dei volumi per ascoltare meglio l'intercettazione, dunque, ecco, andiamo da qualche altra parte e via. Poi ci si adatta, se ho sentito che questa parlava come un pelle rossa, e allora a UG ho fatto il Cotema. Voglio usare il Cotema, sì, non sarà un totem ma sarà il Cotema, una cosa a sé stante. Beh, qui non risponde. Perché non risponde? Non risponde, dai, non risponde. Ho capito che non risponde, allora facciamo qua. Allora, il Cotema, mi raccomando, cosa può essere il Cotema? Non ne ho la più pallida idea, e nemmeno l'idea più abbronzata, niente. Non so. Il Cotema è quello che è e che non è. Tutto e niente. L'ha inventato lui e io gli rubo l'idea. Sarò un ladro, Ho rubato l'idea. Quel povero. Sì, pronto, buongiorno signora, c'è signor Riccardo? No, il signor Riccardo non c'è, al lavoro. Lei, la figlia? No, io sono la moglie. Oh mamma, che voce giovane che ha signora, complimenti. Grazie. Senta, no, io sono appunto l'operaio del Cotema e quindi dovremmo venire a installare il Cotema a casa sua. Che cos'è, scusi? È difficile anche da dirsi, cioè è un apparecchio che viene installato in tutte le case gratuitamente da parte del comune, nel senso del pudore, quindi praticamente oggi alle 5:30 noi verremo ad installarlo. È semplice, è molto semplice. Guardi... Cioè chi c'ha il Cotema ce l'ha, chi non ce l'ha lo Non vuole. c'è nessuno alle 5:30, sa? A che ora potremmo venire? Questa sera. Questa sera verso che ora, signora? Verso le 8:30 alle 9. Ho capito. Va bene, guardi, tanto noi purtroppo siamo abituati agli orari delle persone. Va bene, io sposto verso le 9, le 21. Che cosa consiste? Perché io preferirei... Il Cotema, vede signora, il Cotema è stato stabilito da parte del Ministero delle Cotenne Unte che il Cotema sia installato in ogni casa. Il Cotema è quella cosa che qualcuno sa cos'è, ma nessuno deve saperlo, cioè quelli che lo installano, cioè non lo so nemmeno io che cos'è, cioè, perché io vengo a installarlo e basta, però è un apparecchio che chi ha deciso che venga installato in tutte le case sa di che si tratta, mentre chi se lo vede installare in casa non deve saperlo. Lei ha il Cotema, cioè chi non ha il Cotema poi deve pagare la sovrattassa, mi capisce, no? Quindi il Cotema è indispensabile oggi come oggi. Se lei non ha il Cotema è squalificata sotto moltissimi aspetti, che so, suo marito sarà vilipeso, lei stessa sarà stuprata, capisce? Col Cotema invece c'è una protezione totale, capisce? Signora? Ma guarda un po', non deve essere rimasta molto convinta di ciò che le ho detto, di ciò che le ho detto. Ma cos'è il Cotema? Il Cotema è questa cosa strana, è questa cosa che, cos'è? Protegge protegge, sì, il Cotema. Sì, andiamo avanti col Cotema, il Cotema mi affascina, il Cotema fa schifo. Va bene, d'accordo. Il Cotema, sì, no, perché se uno ce l'ha, se non ce l'ha. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, signor Roberto? Sì, chi è che lo vuole? L'impiegato del Cotema. Un attimino che c'è il telefono. Posso parlare con lei, la moglie? Un attimino. Un attimino piccino? Se dice attimino? Perché sta il telefono. Ma posso parlare con lei signora oppure lei è un vegetale che non può nemmeno rispondermi o capire? No, aspetti. Ecco. No, io dico le cose, questi qua sono vegetali. Sì, pronto?
Aspetti, mi passo mio marito. Brava, brava, va, sì. Vedi poi se manda il telefono. Pronto? Signor Roberto? Chi è? Buongiorno, sono l'operaio del Cotema. 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 E che sarebbe? È quell'oggetto che viene installato in tutte le famiglie italiane. A me mi esce da un fianco. Come? Mi esce da un fianco, io non conosco questo cosa. Ne esce da un fianco? Sì. Ah, è un modo di dire come dire che lei casca dalle nuvole. Cioè non ne sa niente. No. Ah, vabbè, ma questo è normale, il cittadino italiano non sa mai niente. Ma... Il cittadino non deve sapere niente, noi veniamo lì, le installiamo il Cotema e basta, poi andiamo via, è gratis. Cotema, Cotema. E che sarebbe? È Non spieghi, no? un apparecchio che viene installato in tutte le case italiane. E per che cosa? Nessuno deve sapere perché, ma chi ha ordinato di installarlo lo sa. Quindi lei ce l'ha il Cotema? Ce l'ha già? Ma, No, mi dica. mi spiega. No, lei mi dica, ce l'ha già il Io Cotema? non ce l'ho. Se ce l'ha già io non glielo installo, eh? Se lei ce Io l'ha non già. ce l'ho, ma Non ce l'ho, se non ce lei l'ha, se non mi ce l'ha, spiega. A che cosa serve? Serve, se glielo potessi dire, direi, ma io non lo so. Devo solo installare il Cotema sul Ma soffitto. chi gliel'ha ordinato da installarmi a casa mia? Il Ministero, è una disposizione del Ministero Devo delle pagare Cotene io? Unte. Devo pagare qualche Beh, cosa? no, è un apparecchio che viene installato in un angolo verso il soffitto, tra il soffitto e la parete. Ecco, rimane lì, non dà noia a nessuno, però deve essere installato Ma che perché è il un antifurto che è? No, che io sappia no, diciamo così. Diciamo è qualcosa che sovrintende alle attività della famiglia, insomma, capisce? Mi sono spiegato bene, vero? Quindi, Lei si è spiegato bene e io non ci ho capito niente. vabbè, ma non lo so nemmeno io esattamente di che si tratta. È una cosa squadrata, rettangolare, no? Che si applica sul soffitto in un angolo. Le funzioni di questa cosa rettangolata, squadrata che va applicata dove Le si funzioni deve? mi dicono che sono molteplici, ecco, per esempio io le posso dire quello che so, cioè protegge la famiglia da influssi negativi, ha maggiore influenza sui rapporti sessuali della famiglia, cioè per esempio più godimento, più rizzamento, no ma è normale, cioè lei deve averlo, ma lei mi dica ce l'ha già il Cotema oppure no? No, io non c'ho niente. Allora glielo mettiamo. No. Vediamo oggi alle 17:30. Alle 17:30 il Cotema, va bene? No, guardi, non venga perché io non gli faccio installare niente. No, glielo installiamo gratis. Stia tranquillo. Proprio non lo voglio. Il Cotema, perché non vuole il Cotema, scusi? Non lo voglio. Ha qualcosa contro il Cotema? No, le dico, quell'altro. se ha qualcosa contro il Cotema me lo dica. No, guarda, non venga. No, vengo io e vengono anche gli altri operai. Lei può venire come gli pare, Ma è obbligatorio, abbiamo un mandato, Abbiamo un mandato, caro signore. Il mandato di chi? Di dover installare, cioè lei non può rifiutarsi. Ma chi lo dice? Lo dice lei questo? No, lo dice il Ministero delle Cotene Unte, caro signore, il Cotema deve essere installato. Faccia come gli pare. Deve essere installato. A casa mia non c'è stata niente. Sì, si installa. Ma Faccia come gli pare, venga perché... non è mica niente di male il Cotema, sa. Ieri ma vediamo se la cosa è vero. Se sapessi cos'è glielo direi, ma Allora, mo telefono al mio avvocato e poi chiami i carabinieri. il Cotema oggi alle 5:30, il Cotema viene installato in casa sua. Oh, ecco. Va via. Oddio, ragazzi, mi va a chiamarlo. Via, il Cotema. Cos'è il Cotema? Non lo so, ma non posso, non si deve sapere. È una cosa, una specie di grande fratello, ecco, che viene installato nelle famiglie. Oh, non lo so, sì. Che dite? Il Cotema. Non ho nessuno il Cotema. Pronto, signora? Sono io, sì? Senta, col Cotema che noi le installiamo, se glielo mettiamo in camera, signora, suo marito gli diventa come... No, non ci interessa. Sì, perciò... come l'obelisco di Axum. Proprio no, bisogna farlo a pezzi e rimandarlo a casa sua. Lo so. Non ci interessa e basta. Sì, glielo installiamo oggi. No, non venga perché non... Alle 17:30. Mi faccio vedere i carabinieri. Abbiamo il mandato, signora. Avete il mandato? Sì, ci mandano, a me mi mandano tutti i giorni, non c'è problema, il mandato ce l'ho sempre. No, non venga per niente perché doveva portare Signora, ma lei ce l'ha già il Cotema? No, non vuole sapere niente. Ma se lei c'ha il Cotema, Non mi serve. se lei mi dice il Cotema ce l'ho già, No, lui venga a fare il viaggio a volo.
Venga a fare il viaggio voto. Non ho sì. capito. Scusi, non ho capito il suo Guarda, dialetto. non mi interessa. Di che tribù è, signora, anche lei? Signora? Pronto? Pronto? Ma senta però, se uno mi dice che le cose non gli interessa, perché deve insistere? Perché è obbligatorio. È obbligatorio. Sì, è obbligatorio. A casa sua è obbligatorio, a casa mia non è obbligatorio. A casa sua è obbligatorio, altrimenti la sfrattano. Mi sfrattano. Sì, Ma senta, ma io non ho capito niente, ma di che si tratta? è un oggetto che deve essere installato nel soffitto, basta, tutto qui. È come un... Lei ha presente il contatore dell'acqua e della luce? Sono cose che lei ha sicuramente, no? Ecco, e che sa che deve essere installato una cosa del genere. Ecco, è la stessa cosa. Beh, senta, Il è Cotema. una cosa che dice lei, allora venga qui i carabinieri, si mi dice o installare o stallo, e se no se ne arriva via. È il Cotema. Signora, Perché signora. io a casa mia io non installo proprio niente. Allora fuori di casa, fuori di casa. Mi manda fuori di casa. Fuori di casa. Arrivederci. Fuori di casa, fuori, fuori. Buonasera. Via, via, fuori, 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 fuori. Fuori, 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 fuori. Ordinanza. Il Cotema, ragazzi, il Cotema è veramente qualcosa di odiato dagli italiani. Ecco, sì, si può anche fare un piccolo sondaggio e chiedere alle persone: lei cosa pensa del Cotema? Il Cotema, non l'avesse mai fatto quel pelle rossa di dirmi Cotema, non l'avesse mai fatto, ma come si può dire? Mi ha Pronto? suggerito tutto il sondaggio. Sì, pronto signora, noi stiamo facendo un sondaggio su una semplice cosa. Lei cosa pensa del Cotema? Che cos'è? Il Cotema, no, cosa pensa lei del Cotema? Io non so che cos'è il Cotema. Lei non sa cos'è il Cotema? No. Ah, mamma mia, allora. Che cos'è? Ma lei che classe ha fatto, signora? Di La scuola? quinta elementare. Ma in quinta il Cotema, se ne parla del Cotema in Sì, quinta? vabbè, ho capito, va. Signora, c'è suo marito? Niente. Vedete, il problema è che se fai un piccolo sondaggio, loro dicono cos'è il Cotema? E questo è tremendo. Nell'Italia di oggi siamo a questi livelli. Noi non sappiamo nemmeno cosa sia il Cotema. A questo punto possiamo veramente dire siamo del terzo o addirittura quarto mondo. Non sapere del Cotema. Allora è veramente, questo è... Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Noi facciamo un piccolo sondaggio su una cosa che chiediamo agli italiani. Lei è favorevole o contraria al Cotema? Che cos'è? Non lo so. Ai. Che cos'è Quindi lei questo? addirittura non Non sa lo so. nemmeno. Guardi, è la prima, io ho fatto più di 100 telefonate stamani, è la prima persona che mi dice non so cos'è il Cotema. Non lo so, veramente, non lo so. Che cos'è? Lo dica lei, me lo spiega. Oddio. È un anticoncezionale, signora. Non lo so. È un nuovo anticoncezionale. Non lo so, veramente. Non ce l'ha presente? No, non lo so proprio. Vabbè. E il Cotema, signora, si infila nel culo e... Che schifo. Scusate, è un po'... Sì, no, mi vabbè. dice altre cose, mi dice cose un po' più pulite, mi dice queste cose così. No, come pulite? No, dico, mi dice una cosa un po' cose un po' zozzite, insomma. Ma come zozzete, signora? Il Cotema si infila nel culo e lei non fa figli. No, Può avere niente, rapporti sessuali, capito? io non c'ho nessun rapporto, non c'ho un uomo, non c'ho nessuno e sto sola. Non c'è nessuno sto sola? E vivo tanto bene, faccio un Allora signora, ci penso io, vengo io da lei. Sì, come no? Io ho un Cotema così. Ho un cotemone, signora. Davvero un bellissimo cotemone. Come no, lasci bene. Sia tranquilla, signora, ci penso io. Vedrà che bella roba. Arrivederci, signora. Poi se lo metto nel culo, figli non ne fa davvero. Arrivederci. Sì, viva il Cotema, Ora sappiamo cos'è il Cotema, finalmente. Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il